siamo aperti da novembre del 2001 e quindi siamo quasi a 17 anni di apertura. Abbiamo iniziato subito a cercare il prodotto specialmente dalla nostra azienda, in pratica i piatti cerchiamo di garantirli che quasi tutto sia prodotto dalla nostra attività agricola. Poi quello che non riusciamo a produrre nel corso dell'anno ci riforniamo prevalentemente da aziende agricole della zona oppure anche da cooperative sempre agricole prevalentemente qua della zona, in modo da garantire il proprio prodotto diciamo a chilometro zero e favorire una piccola anche economia locale di prodotti. La nostra azienda agrituristica è composta solo dalla ristorazione. Nei nostri piatti noi cerchiamo sempre di seguire i prodotti di stagione, quindi quando è il periodo di asparagi ci sono nel menù prevalentemente piatti a base di asparagi sempre della zona. Quindi cerchiamo ogni mese di fare un piatto diverso anche per proporre cose nuove al nostro cliente, sempre seguendo diciamo, la tradizione della cucina veneta. Abbiamo deciso di iniziare un percorso di collaborazione con aziende di campagna amica. L'idea è di fare delle serate a tema collaborando con queste aziende, sempre nel progetto di valorizzare prodotti locali e prodotti del territorio. Sono io che mi occupo di animali. Vado a prenderli, mi porto a casa, poi mi costrisco, mi do da mangiare. Bisogna stare dietro come i bambini appena nati, che bisogna stare dietro anche gli animali. L'orto lo seguo io, iniziamo con i ravanini, insalata, zucchini, pomodoro. E che abbiamo da fare, stare dietro, facciamo conserva e delle volte ce ne diamo anche a dei clienti. Quando ne abbiamo in più, se li acquistano.